Questa favola ti salta fuori un personaggio. Il lupo, infatti, da dietro un albero proprio lì del bosco, chi ti salta fuori? Un vecchio grasso grosso lupo nero. Hai visto? È come sono dall'info. Una bambina. Dorme. Adesso la sveglio. Bella bambina. Bella bambina. Bella bambina. Sono io, sono il lupo, e tu come ti chiami? Ah, per un attimo che sta venendo un infarto. Io sono il Cappuccetto Rosso e sto andando dalla mia nonna a portarle la merenda. Dalla nonna a portarle la merenda? Ma sì, a portare la merenda, non sei sordo? Guarda un po', mi è venuto in mente un gioco che possiamo fare. Facciamo così. Facciamo una gara e a chi arriva prima a casa della tua nonna si papà la merenda. Ma sì, tanto te sei un brutto grassone e io invece sono velocissima e quindi ci